Rugby House. Ed eccoci al Battaglini per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di eccellenza. Di fronte si trovano il Rugby Rovigo Delta e il Crociati Parma. Dunque vediamo le formazioni dei 15 in campo. Il Rovigo schiera Basson, Zorzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti, Bustos, Zanirato, Guzman, Lubian, Persico, Montariol, Reato, Ravalle, Mahoni, Boccalon. Per quanto riguarda invece il 15 giallo-blu abbiamo Trevisan, Fatau, Damiani, Iannone, Woodman, Anversa, Frati, Colo, Fai, Orlandi, Mandelli, Sig, Minari, Colletti, Giazzon, Lovotti. Arriva anche Bacchetti a sostegno offensivo ed è proprio Bach che si incarica di riportare l'ovale verso l'area di meta del Parma. Il Parma comunque riesce con un'ottima difesa a rallentare l'uscita del pallone del Rovigo e alla fine ci pensa Damasco a fischiare un fuorigioco. È facile dunque la trasformazione per German Bustos al quinto minuto. Ancora gioco a largo. Ravalle che riesce a guadagnare qualche centimetro, ma ottima pressione dei parmensi. Ci prova Stefan Basson con un drop incredibile, realizzazione dell'estremo rodigino da Anversa, dall'altro lato per Woodman, un potente giocatore neozelandese in forza al Noceto fino all'anno scorso. Penalty che l'arbitro Damasco assegna per un tenuto a terra. Al 13esimo arriva il 9-0 per il Rovigo con questo piazzato di German Bustos. E ecco l'ingaggio comandato da Zanirato. Il Rovigo guadagna pallone, apertura di Bustos per Zanirato in raddoppio all'esterno, trova il buco, il mediano di mischia del Rovigo al largo, attenzione Rovigo con Lubian appena rientrato in campo, arriva pochissimo dalla linea di meta, viene fronteggiato dalla difesa del Parma che ha salvato veramente una marcatura miracolosa. Ancora Bustos all'esterno sul pilone numero 1 del Rovigo, Boccalon che viene ricacciato indietro da un placcaggio devastante della difesa del Parma. L'arbitro Damasco però comanda un penalty. C'è stata anche un'infrazione commessa dall'estremo del Parma Trevisan che ha subito un'espulsione temporanea di 10 minuti. Intanto German Bustos centra i pali al 16esimo minuto, altri 3 punti per il Rovigo. La palla viene recuperata a Bacchetti e poi l'estremo Basson che tenta quindi un contrattacco, riesce a sfuggire ad Anversa e adesso l'estremo rosso-blu si invola da solo a sostegno per il nuovo giocatore del Rovigo, Van Niekerk, che calcio a seguire, raggiunge il pallone, Bacchetti è meta e ci ha messo lo zampino anche il neoacquisto del Rovigo, Joe Van Niekerk, ma naturalmente questa marcatura è frutto della inventiva dell'estremo rosso-blu Stefan Basson. Vediamo se riesce anche il tentativo di trasformazione di German Bustos, che altri 2 punti si aggiungono al tabellino del Rovigo. German Bustos questa volta sbaglia l'esecuzione, dunque il punteggio rimane invariato, 19-0. Ecco Damasco che controlla l'ingaggio della mischia giallo-blu. Palla vinta agevolmente all'esterno, scaricata il pallone e viene recuperato nell'infortunio nel passaggio da Pace che va a segnare la sua meta personale. Signori, il Parma ha provato a giocare ma con poca attenzione, con la pressione comunque della linea dei 3/4 del Rovigo è riuscito a rubare palla Samuele Pace e a marcare una meta importantissima al 37esimo minuto. Metta in mezzo ai pali per la più facile delle trasformazioni di German Bustos e il popolo rosso-blu è in delirio. Ultimi spiccioli del primo tempo, ancora un pallone conquistato da Jeff Montariol, il lock rodigino. Veramente un dominio assoluto nei palloni conquistati da parte di rossoblu. Splendido drive della mischia rossoblu che travolge il pack giallo-blu, incapace di in qualche modo rallentare l'uscita della palla. Bustos dentro per Zorzi. Il 3/4 rossoblu riesce a dare un ottimo pallone. Zanirato all'esterno per il Rovigo, superiorità numerica. Basson all'interno per Van Niekerk, la scelta sbagliata, ma Rovigo ancora con Bustos. Recupera Basson all'esterno, riesce ad andare in meta ed è meta splendida dell'estremo rossoblu, nonostante fosse un errore da parte dei rodigini.
nella gestione di questo pallone, davvero un Parma inconsistente nella difesa uomo contro uomo, incapaci con il placcaggio di arrestare l'avanzata dei giocatori rossoblù. Davvero una pessima prova della difesa del Parma sui fondamentali del placcaggio uomo contro uomo, ed è la terza meta già nel primo tempo. Il tentativo di trasformazione del mediano apertura del Rovigo, German Bustos, che sbaglia di poco. Comunque il Parma ci prova ora in questi spiccioli finali del primo tempo. Apertura largo con l'uomo in più, attenzione, Mandalli all'esterno, la palla per Fattau ed è meta probabilmente in bandierina. Attenzione, ottima meta di Fattau proprio nel corridoio. Vediamo il tentativo di trasformazione del mediano in apertura, Anversa, che non riesce. E passiamo al secondo tempo, un secondo tempo che speriamo per tutti gli appassionati del rugby possa essere un po' più equilibrato, col tentativo di Anversa di realizzare 3 punti molto importanti. Non riesce il penalty del mediano d'apertura del Crociati Parma. Siamo nell'area dei 22 del Rovigo con questa mischia che viene guadagnata. Parte Colo Ifai per i giallo-blu, piattaforma centrale, c'è un intervento scomposto da parte di Reato e centra i pali il mediano apertura Anversa, e dunque il punteggio ora al 7° minuto è di 31-8. Scarica dell'estremo Trevisan che tenta un contrattacco, poi ci ripensa, ottima iniziativa di Fattau, ma recupera il pallone il Rovigo con Montariol. E poi c'è un penalty, ecco un tentativo di German Bustos dunque di punire il fuorigioco parmense, riesce. Attenzione dunque, 32° minuto, mischia per i Crociati Parma sulla linea dei 5 metri dalla meta del Rovigo. Un Parma che ci crede, ha cambiato anche svariati giocatori della prima linea. Avanza il pack giallo-blu che riesce a guadagnare un altro metro. Marco Frati apre all'esterno, cross kick a cercare, vediamo un po' il tre quarti ala del Parma che riesce a violare la meta del Rovigo. Meta del Parma con una bellissima iniziativa al piede, un cross kick da mediano apertura. Topia che è andato a trovare in meta Woodman per i Crociati Parma. Tentativo di Iannone di trasformare la meta, riesce. Quinta fase dei rossoblù con Bustos all'esterno per Calanchini che riesce, grande Pablo, a guadagnare 3 metri con il pallone in mano. Scarica ancora il rossoblù, ci provano ancora i ragazzi del Rovigo con Stefan Basson che deporta al largo ed è la meta del bonus. Finalmente i rodigini vanno a segnare la meta del bonus. Era importantissima questa segnatura al 36° minuto e anche un colpo secco alle velleità dei giallo-blu, dei Crociati, che erano venuti a Rovigo con propositi di vittoria, invece se ne torneranno a casa con le pive nel sacco. Peccato sul palo il tentativo di German Bustos di portare il punteggio oltre la soglia dei 40 punti. Il pallone viene rubato dai saltatori giallo-blu e quindi sventata questa minaccia. Gioca alla mano ora i Crociati Parma e rischiano tantissimo, anche se c'è un passaggio in avanti involontario, quindi giusta l'iniziativa di Damasco di lasciar giocare i Crociati che si rifugiano in rimessa laterale. E l'arbitro Damasco fischia la fine del match. Una vittoria importantissima, una vittoria roboante. 4 mete del Rovigo, 39-15, e la FMCZ Rugby Rovigo Delta questa sera può legittimamente festeggiare di concludere il girone d'andata del torneo 2010-2011 al comando della classifica. Legittimo l'entusiasmo dei giocatori e del pubblico sugli spalti. Ricordiamo dunque il punteggio finale: Rovigo 39, Crociati Parma 15.